Buongiorno Italia, giorno dopo. Oggi parliamo di clima veneto. Allora, batterie di Singano 13.1, che significa più o meno che sono al 73% di carica delle batterie. Forse un po' di più, è vero, perché sto appena acceso il riscaldamento, quindi insomma c'è dell'energia che si sta utilizzando. Però vabbè, più o meno siamo così. Allora, vediamo in questa giornata il clima veneto. Dei pannelli caricano 0,4 A e altri pannelli caricano 0,7, 0,8, quindi siamo a 1,2 ampere circa, a volte va su, a volte va giù. Capirai che 1,2 ampere, se devo fare i miei misteri al PC, non bastano. Ho fatto per la mia prima volta GPL su Pullmin, ho buttato 10 euro perché era arrivato non in riserva ma una tacchetta su 4. Ho detto, siccome è venerdì, per non rischiare, che ho già dato, no, in passato quando mi sono trovato senza GPL, ho detto facciamo 10 euro. All'attacco normalissimo come tutti quanti. All'inizio, quando il ragazzo l'ha vista, è rimasto un po' perplesso in realtà, perché ha tipo una specie di sicura, è tipo da tirare un po' e mettere la pistola. Comunque ci va la pistola normale alla fine, ecco. E un problemino che è sorto qua con Pullmin, il boiler, ossia sai che io ho il riscaldamento dell'Alde. Guarda che ti faccio vedere. Allora, qua praticamente c'è il pulsantino per avviare la caldaia a gas, no? Diciamo, noi vogliamo accendere a gas e schiacciamo questo, ok, va benissimo. Questo qua in parte è quello dei termi, ossia il motorino che spinge l'acqua ai termi, ok, va benissimo. In parte ancora c'è quello del boiler, che in realtà ha due funzioni. Significa, tipo adesso che sta tutto andando, che stanno andando i termi intendo, se io schiacciassi il pulsante del boiler significherebbe dai precedenza al boiler, ossia dagli maggior caldo al boiler e meno alla stufa, perché il tipo qua deve farsi la doccia e quindi preferisce così. Altrimenti, se fossimo tipo in primavera o in autunno, io, il tipo, ossia Singano, avrebbe utilizzato solo il pulsantino del boiler, quindi avrei acceso la stufa e schiacciato solo il pulsantino del boiler, quindi non il pulsantino dei termi, ovviamente, se no mi faccio sauna, no? Questo ha sempre funzionato e da adesso, da qualche giorno, non funziona più, mi manda in blocco la stufa. Per carità, per il momento non è un problema. Aspetta che mi siedo comodo, perché i termi comunque scaldano l'acqua calda, scaldano il boiler, quindi io comunque ho l'acqua strabollente. Però il problema nascerà in autunno, primavera, quando per farti la doccia si hai bisogno dell'acqua calda, ma dei termi anche no. E quindi lunedì mattina ho appuntamento alla Top Group per vedere sta roba. Mi anticipavano al telefono, guarda, molto probabilmente è vero che non possiamo darti una risposta certa al telefono, bisogna vedere, però potrebbe essere, diciamo, delle bolle d'aria nei termi come il termostato. Però ho detto vabbè, vediamo, cioè non si può, giustamente sono stato tecnico seppur informatico e non meccanico anch'io, le cose al telefono ovviamente, insomma, puoi fare qualche presupposizione, ma sono tutte parole in più. Bisogna vedere le cose, bisogna ossia passare ai fatti, quindi vediamo lunedì, dai. E dopodiché, ragazzo, veramente porca miseria, il 20 dovrebbe arrivare il frigo da sto rivenditore, che poi lo spedisce all'allestitore, che poi dovrà trovare un giorno libero per montarlo, che poi dovrò portargli il camion. Ma porca troia, speriamo bene, dai. Adesso vediamo, già che siamo direttamente alla Top Group, magari se c'è da svuotare i termi, di chiedergli di chiudere anche il termosifone dietro, insomma, ecco. Quindi vediamo anche sto discorso qua, perché se hai seguito le puntate precedenti sai che io ho uno dei termi sifoni che passa giusto dove dovrebbe andare dietro il frigo, che adesso c'è un armadio, ok, va benissimo, però se in futuro ci va il frigo, cioè, a parte inutile, non mi sembra carino che ci sia un termo che gli scalda dietro dove c'è il motore, perché sai, è vero che il termo lo accendi solo d'inverno e non d'estate, però insomma il frigo più fresco è dietro, meglio è. Guarda che stanno caricando una ruspa nel camion. Cioè, hai mai visto te caricare una ruspa nel camion? Vedi? Qui adesso vedi anche caricare una ruspa nel camion. Tu dici, cosa c'entra coi camper? No, guarda le sospensioni del carro dietro come lavorano, guarda, vedi? Se tu avessi quelle sospensioni di quel camion lì nel tuo camper, avresti potuto montarti una bella ruspa, hai capito? Quindi chi ha le necessità di montare una bella ruspa così nel camper sa che deve informarsi in merito a quelle sospensioni che ha il capo là.
Beh, le gomme mi sembrano abbastanza schiacciate a terra quando è passata la ruspa. Riesci a vedere le gomme dietro? Non ha zoom sto obiettivo, è un obiettivo fisso. Cioè io così e basta. Posso farti vedere. CP, raccontiamo il malanno che hai fatto? Raccontiamo che sei andata a dormire nel letto dietro che non si potrebbe. Perché tu hai la tua cuscia. Eppure, perché te lo sai, no? Pensavi che io tornassi chissà quando e sei andata nel letto dietro, brutta baifolca. Che poi voglio dire, cioè è grande la sua cuccia, cioè la dinette, mi dicono quelli che sono saliti sopra che è più grande di una dinette normale. Comunque insomma guarda, CP qua stai comodo, ci stai, avanzi anche spazio, eppure nonostante ciò, guarda che occhi da maledetta, fai finta anche di essere in colpa e nonostante ciò ti sei messa di là, perché fa le pieghe, guarda, che è un cane morbidoso. Ah, me l'ho dimenticato di far vedere. Guarda Steven, quello che suonava la chitarra elettrica, il basso, la raduno, cosa mi ha regalato? Tu dirai, bello, sì, bello, ma gran calma, guarda che l'ha fatto lui, cioè l'ha fatto a mano, cioè guarda. Cazzo figata, e lui fa tutte ste robette, fa anche i plettri per le chitarre, i noce di cocco, mi raccontavano, no? Che sono eterni, indistruttibili. Pensa a te, che robette. Grazie Vecchio, sarà uno dei portachiavi ufficiali di Pulmin. Che poi porcazza la miseria, c'è anche Dorian, no? Che mi aveva regalato un quadretto che aveva ritratto il CP, bellissimo e tutto, solo che mi è arrivato quando io stavo diciamo facendo i lavori proprio pesanti a Pulmin, che quindi non potevo metterci neanche la roba dentro, e l'ho intanto appoggiato dall'Alessia. C'è ancora, però accidenti, me lo dimentico sempre là e quindi devo ancora portarlo in camper, cioè ogni volta che mi ricordo sono in camper e quando vado a trovare l'Alessia non mi ricordo perché penso alla Alessia, no? E quindi porca miseria, devo ricordarmi perché poretto è da 2 mesi che mi è arrivato, devo ancora farlo vedere e soprattutto potrei anche appenderlo, porco cane adesso. Sti singani moderni. Italia, devo raccontarti una cosa. Allora, stanotte invece di sognare tette e culi come al solito ho sognato una cosa molto interessante. Allora, se il discorso frigo, no, che ti facevo sempre, non si poteva più mettere il piccio, il grill, eccetera eccetera eccetera. Ok, allora abbiamo detto che qua sotto c'è la roba, non si può togliere, va bene, metteremo tipo un cassettino, quindi il frigo parte da qua, ok, va bene, guarda, frigo su, il grill a microonde qua, la cassa la togliamo e la mettiamo nella parte sotto, che ci sarà tipo una, come si dice, quel cazzo là, dai, lo sportello da aprire, la mettiamo incassata nello sportello in modo che si può aprire lo stesso, perché tanto lì non aprirò mai, cioè lì dentro c'è il compressore e l'alimentatore del camper, che senso ha aprire, no? E guarda qua, vieni su, guarda qua. E il pannellino dell'Alde, no? Che tu dici che fastidio dà, no, in realtà dopo dietro c'è tanta così di roba che quindi non si può toccare, lo mettiamo di qua, perché ti ricordi che qua che ho già fatto tirare i cavi ci andava il pannellone artigianale in legno dove mettere tutte le prese, e lì ci metto il pannellino dell'Alde. Cioè Yuri, dai, troppo un genio, porca miseria, dai cazzo. Allora, perfetto, quindi verrebbe toccando ferro che dopo non mi prendo un'altra scottata psicologica di nuovo. Allora qua il super mega frigo che arriva più o meno ok a qua, e qua il mio bellissimo microonde nuovo, quindi tutto il frigo nero e il microonde nero, pandan, perfetto. La cassa è sempre sotto, quindi ci siamo, bene o male come acustica più o meno uguale a prima, e il pannellino dell'Alde è qua, no dai, troppo genio, cazzo, troppo. Ecco appunto un'altra cosetta da risolvere, vedi, è il discorso skateboard, perché io dicevo sì, con falegname o qualcosa, inventare un qualcosa, non si sa ancora come, dobbiamo ancora capire come, comunque un qualcosa per agganciarlo qua, ok, no? Però oggi che ha piovuto e comunque vabbè, ho fatto un po' di strada con lo skate con la pioggia, è venuto fuori il problema, sì ok, alle ruote bagnate tutto stonfo, cosa fai? Lo appoggi qua nell'alcantara? No, quindi per lo skate ancora un po' di pazienza. Cioè vedi quando io dico sempre, no, di fare le cose con calma, aver pazienza, perché nel frattempo come per magia salta sempre fuori qualcosa, una nuova idea, una nuova conoscenza, un cambio di programmi.
Hai visto, il frigo ha ritardato, ok, quindi non è ancora arrivato. Per fortuna diciamo che non è ancora arrivato, perché a me adesso è venuta sta brillante idea di fare sto sistema frigo cazzo là di forno e microonde, la cassa metterla giù e il pannellino Alde metterla dove ci sono tutti i pannellini, cioè che è tutto lì attaccato, tra l'altro non è neanche che devi tirare fili, fare robe strane. Quindi vedi, io bene, sono contento di queste robe. Io sto discorso l'ho sempre fatto anche con Scarosso, cioè non è che la prima cosa che ti viene in mente la fai, perché altrimenti dopo insomma un po' te ne penti. Vedi, tiro sempre l'esempio delle casse. Ti ricordi le casse di Scarosso, no? Che avevo fatto il portacasa e tutto col filo che usciva, che cazzo serviva? Cioè spacchi le casse, gli incassi il cono nel mobile, viene infinitamente più bello da vedere e soprattutto non devi mai tirar fuori e rimettere via le casse. Così funziona. Quindi dai, deciso così, sperando non ci siano complicazioni, lo dico e lo ripeto e tocchiamo ferro. Dai, voglio far così, cazzo, sì, dai, è quello che volevo. Guarda, se viene così sarò felice 1000 volte di più, cazzo. Ah, guarda, ho attaccato il portachiavi di Steven, no? C'è anche scritto dietro il suo sito. Vediamo. Cavolo, non si legge. Comunque, no, www.stpicks.com. Probabilmente fa anche altri tipi di portachiavi in legno, magari fa anche i camperini in legno. Prova ad andare, veda. Buongiorno Italia, buongiorno un cazzo. Ecco, stavo per dire, prima che mi dimentichi, è arrivato Michele.